avanti, torni avanti, e Elio giustamente citava la tipica frase italiana, va avanti tigre che mi viene da ridere. Allora volevo chiedere a Vallerani perché, e questa è un'iniziativa nata sostanzialmente da basso, no? Quindi va riconosciuto il merito alle persone che ci hanno lavorato, al comune, alle istituzioni, ma perché sopra non c'è questa sensibilità? Cioè si parla tanto di tipicità del Veneto, no? E perché dopo, di fronte a questi patrimoni storici, come accennava adesso Riccardo, Canale di Battaglia, il secondo canale, è stato scavato in tempi assolutamente rapidissimi, e basta che vediamo oggi cosa è stato con l'idrovia Padova-Venezia, per fare un paragone, no? Allora ecco, perché c'è questo scarto tra le parole viva il Veneto e i fatti che mancano? Proprio a me sta domanda. È una domanda veramente rischiosa di questi tempi, voglio dire. Cioè, posso risponderti guardando cosa succede adesso, cioè la parola ambiente, cultura, la troviamo in politica, nei dibattiti, cioè è da 2 anni che non si parla di tutto ma non di questo. Questa è la sintesi, dopo vogliamo entrare nei dettagli. All'epoca, lo dice Elio, è la questione dei canali di Padova, che poi con Elio ci siamo conosciuti con gli amici del Piovevo, che è bene ricordarlo, cos'era negli anni '80 la città, insomma, questi canali, queste fogne a cielo aperto, Fossa Bastioni, eccetera. Sì, a cielo aperto. Quindi non si riesce a crescere da questo punto di vista. Purtroppo la parola identità, la parola cultura sono le parole strategiche, ma poi la sostanza viene lasciata, come hai detto tu, dal basso. Quindi per fortuna che abbiamo avuto Riccardo, per fortuna che abbiamo avuto persone che si sono impegnate, che hanno dato il volontariato cosiddetto culturale, che ha fatto moltissimo. Io ho conosciuto il lavoro di Franco Sandone, il lavoro che ha fatto Claudio Grandis e le sue ricerche d'archivio straordinarie, che sono un patrimonio che poi è stato versato anche in libri. Io vorrei ricordare anche qua che abbiamo avuto, io la mia prima esperienza di pubblicazione è stata Vie d'acqua del Veneto grazie a un editore di battaglia, vorrei ricordarlo, il lavoro di Gianfranco, insomma, e la Galiverna. Quindi un piccolo paese ha avuto il museo, ma ha avuto anche una casa editrice e i disegni di Riccardo. Quindi abbiamo avuto una forza interna con le nostre. Io non ero di battaglia, però il comune, questa comunità è riuscita, mi ha accolto, e già questo, avrei decine e decine di episodi che me li sono appuntati nel mio taccuino che scrivo sempre, insomma, ho tutta una raccolta di queste memorie. Abbiamo avuto appunto un'energia di produrre anche cultura, di produrre, a parte il catalogo, ma poi tutta la vastissimo elenco di bibliografia, non solo di battaglia, ma dei colli, dei fiumi, dei canali, e quindi è stato un modello poi copiato da alcune case editrici, soprattutto la CER di Verona, che si è dedicata ai corsi d'acqua. Cioè noi abbiamo delle collane di pubblicazioni che non esistono in nessun'altra parte d'Europa, direi, e quindi del mondo. C'è una concentrazione di libri dedicati ai fiumi, come il Veneto, credo che non esista in nessun'altra parte. E questo è parte anche da te, Riccardo, cioè nel senso che trovare un protagonista di una vicenda millenaria che sia in grado di raccontarla, di trasmettere l'entusiasmo. Quante tesi di laurea sono state fatte? Tu ti ricordi, no? Sono state 30 tesi di laurea sulla storia del museo. E adesso, a presenza vostra, ringrazio il professor Vallerani che ha scritto un libro tutto in inglese, però alla 4ª pagina ha scritto Riccardo Capellozza. In italiano. Allora Franco, tanto mi pare che quel libro dei giapponesi c'è in biblioteca. Sì. Ecco. A un certo punto, scritto in giapponese, che ti te resi correttamente, soprattutto dopo la terza opera. Allora, no,
tu sei stato insieme a Riccardo proprio il motore, no? Diciamo, e no, a un certo punto vedo Rico Ritaglio, a conclusione della mostra Battaglie, i Marcari tornano sul canale, cioè vi siete detti abbiamo salvato le immagini e adesso facciamo il passo successivo e salviamo il resto, no? Allora, vi siete resi conto che siete fuori di testa in quel momento e quali avete mai avuto dubbi, soprattutto nelle fasi iniziali, che la cosa era fattibile? Perché dopo, no, tu scusa, tu dicevi prima il bibliotecario deve, no, ma insomma, mica frequento le biblioteche solo per fare le pulizie dopo. E tanti bibliotecari 5 minuti prima cominciano a spegnere le luci, questo per essere chiaro. Prima di dormire. Prima di dormire. Sì, beh, ma mi pare abbastanza normale, no? Allora mi ricordo un episodio legato alla storia però delle cave dei Coliogani. In un incontro di abitanti di via Solana a Monselice negli fine anni 60 e per parlare delle cave, dei cementifici, di tutte queste cose, e c'era il senatore De Marzi, te lo ricordi? Molto simpatico, bonaccione, era dei coltivatori, era il rappresentante dei coltivatori diretti, che allora era una forza potentissima. E mi ricordo che alla fine dell'incontro, dove si parlava un po' dei guasti, dei problemi di queste cose, mio fratello e io siamo insorti, diciamo un po', dicendo che insomma è ora di chiudere queste cave di via Solana, non si può andare avanti così. E mi ricordo che De Marzi ci ha guardato così, e detto, ma sì, io matto. Ecco, dopo è andata a finire come è andata a finire. Forse, beh, insomma, si sa che le cave dei Coliogani non esistono più, a parte alcune cave di Prechite da Taglio, eccetera, eccetera, insomma. È un po' la stessa cosa, in effetti fa paura parlare di musei nuovi in Italia, dove ce ne sono già tanti, poi di musei etnografici, diciamo. Tutti hanno l'esperienza di queste cose miserande che nascono nei paesi, durano un po' di anni, magari finché c'è qualcuno che ci pensa, poi vabbè, insomma, va a finire sempre tragicamente. È un po' triste vederlo. Noi per esempio sulla navigazione abbiamo cercato di vedere se c'era qualcosa, siamo andati a vedere quello di Ostiglia, un piccolo museo costruito sulla navigazione lungo il Po. Insomma, non è che ci siamo entusiasmati. Abbiamo visto i fallimenti ad Alvaredo d'Adige e tante altre cose. Quindi eravamo coscienti delle difficoltà. La difficoltà maggiore era la sede, che allora non c'era, perché l'ex macello non era restaurato, era in uno stato di abbandono. Tant'è vero che negli anni 80, credo, dunque aspetta, negli anni 80 è stato anche occupato dagli estremisti, allora, vabbè, insomma, sappiamo, autonomia, i resti di autonomia che hanno durato a lungo qui nella nostra zona. Era stato occupato, quindi c'erano anche problemi di questo genere. E poi, io non so come, perché effettivamente non lo so, perché noi che avevamo il materiale, che l'avevamo raccolto, che avevamo intenzione di fare il museo, non abbiamo mai saputo come è avvenuto che una certa ditta sul progetto di un certo architetto ha fatto il restauro. È andata bene così, per carità, però non l'abbiamo mai saputo e ancora adesso non lo so. E quindi è stato fatto questo grandissimo lavoro. Una volta fatto il restauro, il problema più grosso, perché si tratta di interventi di milioni, insomma, non si tratta di fare 4 foto e di esporle, eccetera. Quindi una volta fatto questo, sì, ci abbiamo visto un po' dentro, un po' di più. E quindi non è che siamo partiti, abbiamo continuato.
se dovessimo fare un po' la storia, specialmente dell'inizio, è stato perché poi Riccardo lo vedo questa sera, Riccardo sei smagliante e poi sei positivo, perché tu sei sempre stato la protesta in persona, no? E questo mi fa piacere, è positivo. E ha sempre lavorato, no, ma io lo so e per questo lo dico e mi permetto di dirlo. Oggi lo vedo soddisfatto ma soprattutto positivo ed è bello. E faccio io allora la parte del negativo un po'. Te che facciamo per questo? No, perché sono rose e fiori, eccetera, ma allora, diciamo solo brevissimamente, quando è stato fatto il restauro, bisognava anche fare l'allestimento e non partiva niente, e perché non parte? E chi lo sa? E se litererà proteste, parole. A un certo momento mi ricordo che mi ha telefonato Piero Fantelli, allora era assessore alla cultura in provincia di Padova, e mi dice, ma insomma, dice, vi abbiamo dato 20 milioni per fare questo allestimento, ma ci volete fare un progettino o no? E io sono cascato dalle nuvole perché io non avevo mai saputo che qualcuno avesse messo a disposizione del comune di Battaglia Terme 20 milioni. E quindi ho detto, vedremo, farò qualcosa, mi sono informato, eccetera. E insomma, a farla breve, non voglio far polemiche, voglio dire che però insomma la realtà è stata molto diversa da quello che ci aspetteremo, è stata molto dura, specialmente all'inizio, così, e anche dopo. E vabbè, questi 20 milioni il comune non li voleva in pratica, perché il comune non ha mai fatto nessun progetto di allestimento, e sì che c'era Zanetti che era disposto a farlo e tutto, insomma, no? E allora abbiamo trovato un escamotage e qui entra in campo il centro di documentazione Antonio Romano. Abbiamo pensato, vabbè, dice, a un certo momento il comune non vuole i 20 milioni e allora facciamo così, la provincia dà i 20 milioni al comune e il comune li passa a un'associazione che faremo appositamente, la quale gestirà la partenza, l'allestimento. Ed è stato così, cioè un giro assolutamente difficile, tortuoso, eccetera, eccetera, però è andata così, insomma, all'inizio. Mi fermo. No, ho visto il sindaco vacillare prima che diceva 20 milioni che non si sa da dove arriva, cosa che oggi non capita decisamente, anzi. E allora prendo spunto da un passaggio di Franco che ti ha fatto una svenata, però ti ha detto che sì, come si dice in Veneto, tacchente, no? Infatti è una tipica espressione inglese del sidio, nel senso che visitando il museo una parte non indifferente di quel materiale non è che Riccardo suonava il campanello, si cinciava e porta via, cioè, ad alcune persone, non poche, è stato sotto per tanto tempo. Allora, di tutta questa storia, vuoi raccontarci l'episodio forse più significativo di quell'ancora che sei riusciti, che sono venuti quanti? 4 anni mi pare? 8 anni. Ecco. E allora un giorno sono in macchina con la mia carriola e guardando, io sono attaccato in crocio a via Cave Padova, ma guardando così, avevo visto un ferro, un anello, ostia Dio, ma che è un'ancora? Mi arde, e ora passo il giro del semaforo e vado, torno in trio e vado dentro, ed era il magazzino della provincia. E così sta bene ancora che un po' a spicco sul ponte nuovo all'entrata di Battaglia. Ha detto il capo che era, non si porta via niente da qua, e ancora era lì con la catena per terra. Va bene, ho detto, mi sogno vedere. E ora mi sono una roba di maroni.
a Iaretta. Devo tradurre, no? Sono a rompere i maglioni a Guido Montesi. Insomma, dopo 2 sindaci di Paola, io magari sta ancora il co e fa spicco a battaglia, ma qua è vista da tutto il mondo, ti spiego. Dentro sul salario non diceva niente, insomma, ecco. Dopo per dirvi dei tocchi, per esempio avevamo un'elica col supporto che era l'elica che era sue draghe che scavava la sabbia sul Po. E ora mi conoscevo sta gente del Po e ho detto ciao, ah sì ti adorò, insomma aspetta un anno, aspetta 2, aspetta 3, finché ora avevo detto sta attento, mi te legava una ancoretta dei miei, dico, e ti te vede sta elica, c'è una elica a 4 pale così alta, è un spettacolo come tecnologia dell'epoca, mi spiego. Mi non vi dico sono stato bravo, quando che l'università mi ha detto che sono sulla strada giusta, che ho messo anima e cuore per arrivare dove che si arriva al museo qua, e ho capito, e fa dire quello che ho consumato 4 macchine, perché la mia macchina era a carriola del museo, portava a casa i tocchi, para su, e consuma 4 macchine, non una, 4, per arrivare a questo. Non avanzo niente da nessuno, mi pago di conoscimenti che avevo dal mondo, non voglio avanti. Volevo dire un attimo su un discorso un po' di fondo, perché il museo non vuole essere un luogo morto, tra virgolette, cioè non vuole essere la custodia del passato, vorrebbe essere anche uno stimolo a una riscoperta del mondo d'acqua, no? Perché tra l'altro queste riscoperte, ne abbiamo testimonianze all'estero molto autorevoli, porta anche un indotto economico oltre che avere maggior rispetto dell'ambiente. Però diciamo che qui c'è stata una grande battaglia persa, di cui volevo sentire Valderani e dopo anche una domanda per Elio, cioè la navigazione fluviale ha perso la battaglia negli anni 60, no? Ed è stata più che una battaglia, una guerra, perché dall'altra parte c'era quello che il grandissimo amico Tony Cibotto definiva l'avvocato Giovanni Lamiera, alias Agnelli, quindi è prevalsa la logica dell'asfalto. Voi pensate oggi, in cui si continua a dire che bisogna fare la terza corsia dopo la quarta, dopo la bretella, perché il traffico continua a aumentare, cosa si sarebbe evitato in termini di consumo di suolo, di inquinamento, eccetera, eccetera, no? Allora, ci sono secondo te le premesse per non tornare indietro, non si può, però per almeno un tentativo di riequilibrio, una riscoperta anche dell'acqua? Dal punto di vista commerciale no, assolutamente, perché ormai è cambiato tutto. Ci vorrebbe un mega lavoro per collegare il Tartaro, Canalbianco, eccetera, verso Mantova, oppure l'idrovia. Vari studi dicono che la distanza è troppo breve da Padova a Venezia, quindi non vale la pena, però la struttura c'è. Direi che in Italia è impossibile, perché lo vediamo purtroppo, stiamo col cambio climatico, con il riscaldamento globale, fino prima delle queste piogge che hanno iniziato a metà aprile, il Po era sotto di 5 metri, quindi a Piacenza lo passavi a piedi, cioè, non è che non puoi programmare, cioè non abbiamo un regime fluviale, a parte che un regime fluviale che garantisca portata d'acqua costante, ma anche i fiumi europei. Cioè, quest'anno era in secca molti canali che collegavano il Telungen Canal, si chiama in Germania, non poteva aprirsi alle navi, alle barche da 1350 tonnellate, quindi è una crisi globale. Ci sono i fiumi amazzonici che sono secchi, cioè, e questo è il problema. Adesso sta arrivando una piena mostruosa, però la situazione da noi è impossibile, abbiamo dei bacini troppo piccoli.
Questo è il problema. Quindi noi dovremmo fare una navigazione turistica, cambiare la percezione, avere una visione multifunzionale, quindi non solo per le barche, ma anche per dare acqua per l'irrigazione, acqua per eventualmente qualche centrale elettrica, idroelettrica, mancherà un problema enorme, ma soprattutto è un indicatore di come funziona la società, perché lo diceva Romagnosi, si parla di 200 anni fa, raccontava che la qualità dei governi si misura sul modo di gestire le acque, proprio delle acque, il suo trattato 1834, che metteva in discussione per esempio il sistema austro-ungarico, che non ha saputo prendere a carico l'efficienza veneziana solo dopo, con degli ingegneri che venivano dalla scuola di Parigi, che portati qua nonostante fosse politicamente opposti, e sono riusciti a mettere in funzione un po', ma per barche piccole. Il famoso battello a vapore che negli anni 30 dell'Ottocento doveva portare le barche in salita verso il porto di Pavia, quindi le 3, 4, 5 conche a Pavia, c'è quel salto d'acqua pazzesco che ti porta a Naviglio Pavese, e noi no, non era possibile, hanno rinunciato perché c'era troppa difficoltà tecnica. Quindi io le rivaluterei non per la navigazione commerciale, ma per tutto ciò che è tempo libero, ma anche acqua dolce, recupero dell'acqua in un modo di cultura sostenibile. Avvicinare la gente all'acqua vuol dire creare coscienza ambientale in senso lato, non solo le foreste o l'aria inquinata. Quindi è partire dai canali. Ecco, ma allora Elio, è stata una battaglia economica, ha vinto una certa concezione di economia, però a monte c'era evidentemente un deficit culturale, no? No, aspetta, non solo sì. No, È vero? sì, però ecco, voglio ricordare uno dei temi che spesso tornano quando si parla di Padova, quando vengono magari i turisti o comunque in convegni eccetera, è il famoso tombinamento dei canali, no? Delle riviere. Allora voglio ricordare che quel provvedimento venne adottato all'unanimità dal Consiglio Comunale, all'unanimità, primo tratto, no, ma l'allora capogruppo del PC dice ma già che ci siamo, così andiamo a fare anche il secondo. Questo per dire che tipo di cultura politica c'era allora, no? Sì, però, Allora, però l'onorevole Busetto sì, ha riconosciuto l'errore. poteva corrersene più. Sai, qualcuno continua. No, allora no, la domanda è questa, e mi rilascio in qualche modo il corso delle 150 ore. Non sarebbe necessario parallelamente riprendere anche un'azione culturale per far capire il valore fondante del non solo economico, in chiave turistica, come diceva Darani, ma prima ancora, cioè il valore vitale che ha l'acqua nel rapporto con l'uomo. Solo che allora hai fatto un corso di 150 ore, adesso quante che ne vuoi? 150.000? No, non credo. Non credo. Cioè, episodi di guerriglia culturale come battaglia dimostrano che si può fare molto. Però in un contesto in cui bisogna avere molta pazienza. Se il mio amico Uliana mi avvertisse mezz'ora prima di partecipare, no, perché siccome mi sono occupato di queste cose quasi tutta la vita, non sapevamo che il più grande idraulico, uno dei più grandi idraulici, ingegneri idraulici italiani, Paleocapa, legato a Fossombroni, eccetera, eccetera, ha scritto un documento tremendo contro la politica idraulica del governo di cui era parte. Questo documento hanno fatto dei convegni su Paleocapa, ma nessuno lo aveva rilevato. Perché ogni tanto te vai in archivio o in biblioteca e ti capitano dei documenti che nessuno ha rilevato. Questo documento di un ingegnere idraulico, di un ministro del governo di Sua Maestà, che scrive questo documento dove dimostra che la legislazione idraulica dei piemontesi, dovuta a carenze culturali, che poi vanno avanti a valanga,
E continuano se nessuno. La verità si impone quando noi la imponiamo. Per me l'esempio di Battaglia è straordinario. Tutto qua. Sì, e appunto quando noi la imponiamo, allora Battaglia fa testo in questo, così come Franco ha fatto testo, lo ricordavi prima, nelle cave, cioè nessuno avrebbe detto allora che si sarebbe riusciti a bloccare, no, la cosa, quindi non è un problema di mancanza di mezzi, di possibilità, ma un problema di volontà. Non so se sia solo volontà, è che a un certo momento devi anche interpretare un sentire comune, no? Perché a parte che ci vuole appunto la passione e l'interesse, e poi anche questa interpretazione di un sentire comune che in qualche modo coaguli e porti avanti, come Riccardo. Riccardo come persona non è quasi neanche esistito, è esistito l'interprete della navigazione fluviale, l'interprete di tutta questa attività. Lui si è annullato in questa, è diventato questo. E quindi devi un po' fare questa operazione e allora diciamo un po' tutto il mondo naviga a favore, con lentezza, con fatica. Certo che lo fai per una cosa, per due cose nella vita, per tre cose, ma poi basta. E quindi sai, se ci fossero più persone interessate in questa maniera a certi problemi, andrebbe avanti, tutto andrebbe avanti bene. È che siamo stravolti da tutte le fesserie TV e internet, tutte le stupide, cioè siamo tutti con la testa alienati, si diceva una volta, alienati. Se la usi bene. E se la usi bene, ma devi saperla usare, appunto, ormai la TV cosa non conta neanche più niente, è che siamo tutti alienati in un altro mondo, nel mondo della nostra immaginazione e fantasia, condotti da falsi problemi, tutte queste cose, e non ci accorgiamo appunto, come dicevi tu, no? Non ci accorgiamo del canale che abbiamo davanti agli occhi, del fosso, del prato, degli alberi, del bosco, non ci accorgiamo di quelle cose. Battaglia ve ne siete accorti? Sì, ci siamo accorti appunto, un episodio fra i tanti, però appunto bisognerebbe che ce ne fossero di più, mi auguro ce ne siano Per più. esempio a Treviso Casellato, che è un docente universitario, ha scritto un libro straordinario sulla navigazione fluviale a Fiera, Sì, che è il quartiere dei bancari di Treviso. Certo, sì. A Chioggia, No, ma- Pier Giorgio Tiozzo Sì. ha curato quella pubblicazione sui Certo. Sabbionari. Sì, ma infatti Io li ho subito, anche invitati. certo, ma è nato tutto da te, perché mi ricordo perfettamente, li abbiamo subito acquisiti i libri sulla navigazione. Nel giro di 10-15 anni, anche Tiozzo, no, che è venuto a Battaglia, ha visto, ha fatto gli articoli, il primo articolo di Francesco Valerani sull'allestimento del museo, che è stato un po' la guida di tutto il lavoro che dopo ha svolto Riccardo con Zanetti e altri, no? È stato pubblicato nella rivista di Chioggia, ti ricordi? E quindi e da lì è partita un po' la riscoperta della navigazione, ma dell'acqua, dei fiumi. Siamo ancora, forse la popolazione è molto più avanti, per esempio, del genio civile, di questa gente, dico genio civile dei responsabili, ma è una roba meglio, ecco, per dire, qua ci vorrebbe un'altra vita, no, non vorrei viverla, mi basta questa, ma voglio dire, ci vorrebbe un'altra vita per scalzare sta fauna inquinata che sono gli eredi probabilmente, sai, sono gli eredi perché le leggi sono gli eredi dei piemontesi, della visione. Sì, adesso può È molto piacere che tu abbia citato Romagnoli. Allora, no, non so se si è notata la natura da lavativo profondo di Franco, che prima ha detto che si fa 2 o 3 volte al massimo. Non vuole reincarnarsi, quindi bisogna che se lo facciamo noi. No, volevo dire, sì, è vero questo, però è altrettanto vero che il museo non solo lì c'è scritto un faticoso traguardo, sì, però un traguardo che sta rendendo, perché
lo stesso numero di persone che va, l'interesse, Maurizio, con cui viene visitato, no? Non è la gente che passa alla giapponese in 3 nanosecondi, no? Vuol dire è un lavoro di semina che si sta facendo, di cui va dato atto alla gestione del museo. Dopo, con l'unico neo, Maurizio, dopo ti faremo firmare un documento in cui ti impegni a avvisare Elio domani per un'iniziativa di Natale, perché sennò ti dice solo in continuazione. No, allora questo volevo chiederti, Riccardo, tu che hai fatto tante volte la guida, no? Hai fatto anche appassionare la gente. Adesso non diciamo il nome perché è una cosa in piedi, però è arrivato qui uno scrittore che si è innamorato del museo, è stato in biblioteca, ha visto la ricchezza del materiale ed è pressoché scontato che si metterà, appena finito il libro, si metterà a farne uno proprio sui Barcari e su Battaglia. Allora, ecco, tu, secondo te cos'è che suscita tanto interesse nella gente, quello che poi hai documentato qua? Allora, tutto questo interesse che io ho avuto l'esperienza di 20 anni di apertura del museo, il quale facevo il cicerone, mi spiego, e dipende perché la navigazione è un mondo sconosciuto alla terraferma, di conseguenza nessuno sa che oggi la navigazione, se fosse possibile riattivarla, che per me è impossibile, va bene, oggi una chiatta da 1500 tonnellate elimina dalla strada 300 camion, 300 motori che inquinano, dove con 2 motori da camion, di quei grossi, trasporti su una chiatta 30.000 quintali di merce. Allora, se noi facevamo il trasporto al 50% meno dei camion e ci hanno fatto morire, oggi con una chiatta puoi fare il 70% di costo inferiore alla strada. Mi spiego? È una cosa che uno che non sa cos'è la navigazione non può capire, non è che dico ciò ti sei ignorante, no, se uno non è inserito in questa cosa non può fare un giudizio. Io vorrei dirvi solo 2 parole. Voi non potete immaginare la contentezza che avevo quando ero in barca, quando che mio papà ordinava il rimorchiatore. Dite, può pensare che questa barca è lunga 32 metri, 340 tonnellate di barca, trainata di rimorchiatore, andavamo via come i signori, tutti contenti, però era un costo non indifferente, insomma. E ora quando che andavamo via, era una roba da sogno. Mi ho fatto Ciosa, Venezia, come barca vuota, vabbè, che così, barca, vabbè, in 2 ore. Sento cosa che vuol dire portare la barca è lunga 32 metri, 800 quintali di legno lavorato di prima scelta, opere d'arte e barche. Non vi dico che pensa che Battaglia nel 46-47 si usò da Pescantina di Verona i fratelli Cobelli, che aveva il cantiere navale, 11 medaglie d'oro, che barche te vedevi distante e che aveva una perfezione talmente, e andava via con fazzoletto, mica aveva dove 160 metri, e ora mi passava, aveva la poppa e mi passava proprio via, cioè, e era fatta in un sistema, come si dice, tecnico, va bene, che da prua era larga, no, e da poppa era squadra, quindi quando era passata la prova non era più attrito fino a poppe, invece in barche giornote, tanto era la prova, tanto era la poppe, era delle tartane, e era belle barche, e gli metteva tanto legname, perché gli metteva un mare di legname, dove che una barca pescantina come minimo era 200 quintali manco della barca del mare, insomma, ecco. Allora abbiamo
prima del brindisi col vino dei Baccari un pochino di tempo per se avete delle domande, possibilmente molto brevi, grazie. Allora, Lo digemo e lo porteremo. Democratica. Forse mi conoscete già che ho fatto il sindaco quando c'era bisogno di soldi, e cioè bisognava fare il mutuo, e quindi nell'88 abbiamo fatto, il consiglio comunale era cambiato, abbiamo fatto il mutuo per intervenire sul vecchio macello. Però, a parte tutto il discorso dell'approvazione del progetto e tutti i visti che occorrevano, ecco, la difficoltà poi di entrare dentro al vecchio macello era perché era abitato e dentro c'erano famiglie e bisognava trovare una nuova abitazione per quelle famiglie prima. Io mi ricordo che sono scappato perché mi inseguivano con la forca, perché andavo là a sollecitare. Ecco, e quindi abbiamo dovuto trovare un appartamento in via Roma dove ospitare queste famiglie e quindi liberare il vecchio macello dall'abitazione. Questo non voleva, abbiamo trovato, non voleva spostarsi neanche lo stesso, aveva dovuto mandare i carabinieri e quindi il tempo passava e quindi anche i contributi che sono venuti dovevano aspettare per poter essere impiegati e messi a frutto. Però quella volta il mutuo decennale è stato fatto e si è andato a inaugurare poi 20 anni fa con 3-4 anni di ritardo, perché era previsto che l'amministrazione che aveva fatto il mutuo potesse anche inaugurare il museo. Io poi in seguito ho fatto anche il direttore del museo per 2 anni, va bene? E mi ricordo quando si parlava di acqua, e Capelotta lo sa, quando il museo è stato allagato, quanti libri abbiamo asciugato e quanto abbiamo lavorato perché venga protetto il museo chiudendo la mura attorno quando il canale si alzava non entrasse più l'acqua. Quindi anche da parte nostra, se ci sono stati ritardi, sono dovuti, io li ho spiegati, e chi non se li ricorda, adesso se li ricorda. grazie. Allora, togli la mano. Ecco, solo un piccolo elemento. È stato ricordato il comitato per l'allestimento della mostra Canali e Burci e volevo solo ricordare che dopo il comitato sono stato coinvolto da un gruppo di amici, tra cui Riccardo Rabellozza, per vedere di proseguire l'attività del comitato di cui faceva parte Riccardo Pergolis, che ha anche fatto tutti i disegni della pubblicazione Canali e Burci. No, ha corretto il libro Canali e Burci, lo ha corretto perché lui era super esperto. I disegni di Maridana. Allora, questo mi ha coinvolto il gruppo e io ho pensato di dare una forma istituzionale a questo gruppo, costituendo l'associazione Centro per la ricerca e documentazione sulla storia locale. Ho predisposto lo statuto e nel luglio del 1985 abbiamo costituito con atto notarile, redatto dal notaio Benacchio, con il quale io avevo dei rapporti di professione, e
credo sia opportuno in questo momento, in questa circostanza, ricordare le persone che hanno costituito, che hanno collaborato e contribuito a costituire l'associazione. Dai nomi che vi elenco ricavate anche il fatto che era intenzione del nostro gruppo di proseguire l'attività per la costituzione e il funzionamento del museo. Allora, sono comparsi per la costituzione Fusaro Silvestro, Barcaro, Rosada Geremia, Barcaro, Rosada Luciano, Barcaro, Cappellozza Riccardo, Barcaro. Poi Bonafè Vittorio, Grossi Dino, Sandon Gianfranco, Pergolis Riccardo, Romano Antonio. Queste sono le persone che hanno contribuito a proseguire l'attività del gruppo, ha lanciato l'idea della raccolta del materiale. Dopodiché è stata avviata l'attività di raccolta e di conservazione del materiale. In seguito, con l'amministrazione, sindaco Sergio Grava, la nostra associazione ha concluso una convenzione per la predisposizione del progetto di allestimento del Museo della Navigazione. La commissione è stata da me presieduta, faceva parte l'architetto degli esposti che io avevo coinvolto in quanto aveva fatto parte del consorzio valorizzazione Colli Euganei e un grosso aiuto ci ha dato in questa opera di allestimento il dottor Alberto Moro, che era segretario e direttore amministrativo del consorzio. Il progetto è stato predisposto, è stato presentato all'amministrazione, è stato anche redatto un preventivo per un programma di finanziamento di questo inizio di attività. Nel frattempo la nostra associazione, costituita dalle persone che vi ho elencato e che credo sia opportuno ricordare anche in questa sede, abbiamo continuato sempre sotto il pungolo, la spinta cocciuta di Riccardo Cappellozza, al quale segnalavano i suoi amici barcari, ex barcari, l'esistenza di reperti che con Riccardo Beppi Bonafè, che era segretario e tesoriere della nostra associazione, andavamo in giro a recuperare. Il Centro per la ricerca e documentazione sulla storia locale poi continuava questa raccolta. Avevamo data in comodato al Comune anche per poter conservare tutti questi elementi, e alla fine al Comune la nostra associazione ha dato donazione oltre 2000 elementi che fanno parte della dotazione del museo. Ecco, io ho portato questo elemento, visto che si è parlato della storia del museo, ricordando le persone che hanno lavorato, collaborando con queste persone, in particolare Riccardo Cappellozza. Grazie, noi abbiamo ancora due richieste, la signora prego se vuol venire qua. No, se viene qua perché sennò non si sente. L'articolo 9 è entrato nel comune di Battaglia o al museo? L'articolo 9 di cosa? La Costituzione. Della Costituzione? Prego. Questo è un dibattito a sé. Quanto è presente? Il patrimonio. O è stato? Sì. Allora, aspetti, perché prima c'era un'altra richiesta. Prego.
Io sono un clandestino a bordo, Bene. sono di Gioia di Sacco. Lo mettiamo lo stesso perché siamo democratici. Non conosco nessuno tranne il centro storico che avete là. Io da tempo mi sto interessando, per esempio, Gioia di Sacco cominciava via Acqua con Venezia, non si pagava il dazio di là, si pagava un tantum, era in lino, una volta all'anno al Doge, e questo ci sistemava per sempre. Io vengo proprio dalla contrada di San Nicolò, c'è un fiumicello e là c'era un piccolo porto. Allora io avevo lanciato la proposta di fare un collegamento, quando ci sono le regate storiche a Venezia, fare in maniera che dal fiumicello e venendo giù dal canale vostro, che è poi quello che passa dal Ponte Longo, fare una sfilata che si congiunge, una staffetta che non è una gara, portare simbolicamente un omaggio a Venezia, quindi rifare questo discorso. Ho sentito dalla vostra voga seconda, perché queste storie non si possono collegare, fare un progetto importante, culturale, parlavo che non so, io mi scuso ma non ricordo il suo nome, della pubblicità. Ecco, qui si stanno muovendo tantissimo, molti stanno, se non altro non ricaveremo chissà qualche patrimonio, però ricaveremo un patrimonio di cultura, di sensibilità. Quindi io questo materiale che l'ho proposto su un libro che ho pubblicato, ve lo farò vedere, lo manderò alla vostra biblioteca, se lei poi lo vuol far conoscere anche agli altri, ce l'ho qui, dopo glielo lascio e lo tenete, esaminate questa prospettiva. Sono venuto qui, ho imparato qualcosa di nuovo, ho imparato un ambiente, mi complimento per quello che avete fatto, so benissimo cosa vuol dire fare qualche cosa, quindi complimenti ancora e grazie. Vi lascio il libro, lascio Peppe, prendi nota per via della Armada sei già impegnato. Allora l'ultimo intervento. Allora, parlo da qua, ho una voce abbastanza grossa. È giusto far presente una cosa. Il 4 aprile del 1993 è nato il Circolo Raniero del Bisaccio, di cui uno dei soci fondatori è Cappellozza Riccardo. Ok? Eravamo in 10, io sono uno dei soci fondatori, qualche altro è presente. E da quella data noi siamo cresciuti in maniera esponenziale. Francesco Iori ci conosce, abbiamo fatto i 25 anni di vita e abbiamo ben 13 imbarcazioni, di cui una inaugurata l'altro giorno. E navighiamo nei canali, cerchiamo di tenere viva la vita dei canali, perché navighiamo da Bo Vecchio a Battaglia Terme, da Padova a Battaglia, e partecipiamo anche alla Remada Seconda, e quindi diciamo che facciamo la nostra parte, collaboriamo col museo e quant'altro. Quindi grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti intanto. Allora, io ho cercato di ascoltare attentamente prima quello che ha detto De Grandis e ha terminato dicendo che dobbiamo avere rispetto per l'acqua. Poi ho ascoltato quello che ha detto Valderani, che ha detto che ormai non c'è più questa cultura e questo è un pugno nello stomaco, veramente, che non ci sia più la cultura dell'acqua, del tenere, nel rispetto delle nostre acque. Del resto va bene che l'acqua sta diminuendo, però io come Remada Seconda penso che, essendo questa manifestazione sorta nel 1981, è stata proprio una nascita dalla mostra che era stata fatta, e un gruppo di ragazzi, c'era anche Franco, hanno detto: beh, perché non riportiamo sul canale quello che facevano i barcari e facciamo un giorno all'anno, facciamo questa manifestazione, scendiamo a remi come facevano i barcari da Battaglia, Padova, Battaglia, Dungo Vincenzone fino a Ponte Longo. Questa manifestazione è sorta per far conoscere sì il lavoro dei barcari, ma anche per mettere in risalto le condizioni dei nostri corsi d'acqua. Purtroppo dal 1981 quest'anno facciamo la 39esima Remada Seconda, quindi sono 39 anni che ripetiamo questa manifestazione, dove la partecipazione è tanta. I ragazzi
sono tutti giovani quelli che partecipano, sono consapevoli della situazione del territorio, però salendo a livelli più alti di amministrazione, di enti, non riusciamo a trovare qualcuno che abbia la sensibilità di poter pulire e sistemare i nostri canali. Del resto ce lo dice anche Maurizio Liana e l'ultimo nato, che non so se ci sia, per poter andare al museo con la barca hanno dovuto sobbarcarsi loro l'onere di portare su da Chioggia una barca che arrivasse fino a Battaglia, che scavasse un attimo la terra, spostarla da una parte all'altra per poter passare con la barca. Ora, se pensiamo che i veneziani tra il 1600 e il 1604 hanno fatto il taglio di Porto Viro, cioè hanno deviato il Po, noi perlomeno in 39 anni dell'Armada non siamo riusciti a pulire il Vigenzone, che diventa sempre un più colmo di terra, il letto è più alto del piano campagna, per quanto l'acqua diminuisca, però così non si può più navigare. È una pia illusione poter fare del turismo fluviale se le condizioni restano come sono. Sono stata un po' brutale, però la situazione è proprio questa. Grazie. Allora, ringraziando tutti, prima di passare al video di Barcari, credo che sia doveroso chiudere con Riccardo, no? Dunque, una volta mi passavo per caso per il museo, no? Sono stato arpionato letteralmente da Riccardo, che mi ha dato a campo che si è durato 3-4 mesi circa, no? E ho detto adesso, tutta sta roba che te l'ho detto, metti su carta, metti punti e virgole, e tra questo giacimento che mi ha riversato, mi è rimasta un'impressione molto bella, che te a memoria siccome è Camera dei Saadi. Allora vuoi concludere spiegandoci, portandoci in questa Camera? Mi dico col cuore, non mi sento neanche degno di essere qua, nonostante che con l'anima e cuore fa sta opera. Comunque bisogna vergognarsi in Italia, perché i canali navigabili dovrebbero essere navigabili. Il canale di Battaglia e Vigenzone, che dalla cascata arriva a Bovolenta, che se alberi, tronchi e barche che si vengono su e che hanno visto qua sera a tagliarsi i tronchi in canale perché non si passa. Ma dove siamo arrivati? Un genio civile che ti dice dai fanno le barche, a me papà che non l'ha detto, il direttore e l'ingegnere capo Mantovani che era il genio civile a Padova e che ha detto cosa aspettiamo a bruciare queste barche e voi altri che vi viso l'acqua a vedere queste robe qua in Italia. Vorrei che vi lo dico qualcosa, quando che navigavo il genio civile mi sembra sta contro gli altri, mai a favore, un genio civile. Grazie a tutti, ci ritroviamo qua tra l'altro. Mi raccomando, segnate Riccardo, segnate che ti, Maurizio avvisano 10 anni prima. Grazie a tutti, passiamo alla brindisi ringraziando Allora, io vi invito intanto a vedere ovviamente i pannelli che sono stati realizzati grazie alla collaborazione di Michele Carturan della tipografia di Battaglia, che ha curato quindi l'aspetto proprio grafico, quindi è stato molto importante la parte del lavoro sul computer, sull'idea della giovanissima Susanna, che è una stagista che ha raccolto e quindi ha interpretato quello che gli è stato detto, suggerito. Quindi il messaggio in questo senso è che la navigazione continua, devo dire la verità. Quindi e di questo vi invito anche per esempio a vedere i lavori che hanno fatto i bambini delle elementari, che sono stati premiati il 1° maggio, è stato fatto da parte del museo, ha detto un concorso Siamo tutti barcari, il 1° maggio poi sono stati premiati alcuni di questi lavori e veramente colpisce come questi bambini della seconda elementare e quarta elementare abbiano assimilato
delle informazioni, abbiano anche dal punto di vista proprio visivo poi assimilato anche l'aspetto grafico, quindi voi vedrete dei disegni, delle composizioni, oltre che ovviamente dei testi, che ci fanno ben sperare. Io personalmente so benissimo tutte le difficoltà perché le vivo sulla mia pelle, ma nei confronti del genere civile piuttosto che di altre cose, però sono ottimista, nel senso che come Riccardo, ho imparato da Riccardo e anche dal professor Franzini, bisogna essere, come dire, tacchenti, no? Per usare il termine che ho utilizzato prima da Francesco Iori. Allora, fra qualche istante, tra l'altro, stappiamo le bottiglie, ma insieme ovviamente alle bottiglie e al vino c'è anche un aspetto solido, perché a quest'ora bere il vino da solo non è che sia magari il massimo, quindi a brevissimo arriva anche il dolce per darci un po' il senso del dulcis in fondo. Bene, grazie molte e siamo molto contenti e vi aspettiamo al museo ovviamente, venite a vederlo, il museo vive, può sopravvivere se ci sono i visitatori che vengono, pagano il loro biglietto e fanno in modo che ci siano queste giovani guide che possono lavorare proprio per il museo. Ecco, per quanto... comunque siamo anche molto interessati eventualmente in questo periodo, se qualcuno fosse a sua volta disponibile, per tenere magari aperta la sala in qualche orario, magari potrebbe essere la sera o qualche pomeriggio, in modo che possa essere vista e frequentata dal maggior numero di persone, quindi chi fosse, diciamo, in questo senso disponibile può aggiungersi se lo comunica al museo e poi faremo dei turni, insomma daremo delle indicazioni. Grazie a tutti, buonasera.